siamo cambiati come per sacrificio che abbiamo fatto, non è vero? Ma quel sacrificio doveva essere inferiore se tutti quanti rispettavano in principio, non è vero, l'uso della mascherina. Sarà per sempre il simbolo di quest'epoca del contagio. La mascherina è già per tutti nella storia del coronavirus, l'oggetto che ci ha cambiato la vita. Il simbolo di questo Covid. La mascherina? Mascherina, sì. La usavo anche in ospedale quando dovevo entrare. E se la mascherina è l'oggetto tangibile, il distanziamento sociale è invece, per la maggioranza dei trevigiani, l'imposizione che fisserà quest'epoca. Di non poter andare in giro al cinema, a teatro. Il contatto con le persone, sicuramente. Gli abbracci. La distanza con gli amici probabilmente. Tanto. È quello che vi è mancato di più, insomma. Sì. La libertà. Di più la socialità, decisamente, perché comunque la scuola siamo riusciti ad andare avanti in qualche modo, ma con la socialità no. Poi ci sono i soldi che per molti continuano a mancare. Che ne ha messo a carità. Quindi Non c'è altro da dire. Purtroppo basta guardare in giro. E non tutti sono convinti che quest'epoca passerà senza lasciare il segno. A un certo punto ci sono ancora persone che non crede che ci siano 153.000 morti causa questo contagio. C'è da riflettere purtroppo. Ci vorrà del tempo prima di recuperare tutto questo tempo perso. Poi per me, anziano, mi ha privato del piacere del ballo, del piacere della socialità, dell'intrattenimento, della musica, cose che nessuno mi restituirà mai più. Ma alla fine si punta alla speranza, anche se poi si incappa nell'inevitabile contraddizione che diventa battuta per sdrammatizzare. Io credo che ne usciremo perché ne siamo sempre usciti da queste pandemie. Ma torneremo come prima oppure siamo cambiati definitivamente? No, secondo me si tornerà come prima, senz'altro. È stata una brutta storia per tutti quanti, ma speriamo che tutto vada bene, bisogna essere positivi.